Hai se presto? È appena le 4. E si c'è svergotto? Ma è appena tolto. Tu dici chiamare il meccanico ormai è diventato troppo vecchio. Io riesco a cambiare, ma devo anche che ne è gran poco e quindi... Facciapitelo mio, basta la salute. Arda anche che ha tanti soldi. La maggior parte delle volte io neanche a godisse. Sì, prova che Dio e l'altro e sarà volte come. Pazienza, dai, in fondo, da che risulti? Walter, non ho io, però lamentarsi sarebbe un peccato. Nello piccolo mi manca niente. Ah, sicuro. E il Signore mi ha dato gran bravi fiori. Ma Michele che lo deve fare? La manda da là. Secondo te, cos'è che la sapete dire a fare una scelta da quella lì? La sei fissato con quella musica lì e magari le dai anche a specchia la bala. Invece, detto filo Saro che a qualunque orario turni la trovi mai a casa, ma era sempre in giro. Natale, da chi è 4 mesi? La fa 30 anni. Allora significa che ne hanno più. E quando la fa 31, sarà desmente con del te. Quando la farai 30, la sarà buono di essere già sposato ed è io anche in fiore. Fammi vedere, le buone dica anche in fiore, ma... Perché saresti mio contento. Basta che la trovi in browser in occhio il bè. Rosa, me, sono un uomo amore antico e le robe, ma per fare come si fa una volta. Io come il vedo qui con questi matrimoni moderni, che si fa la svelta a fare e si fa. Ma insomma, Michela, vuoi passare anche la radio lei? Se no uno tolta la finestra, te sai che sono venuto a fare? Chissà perché in questa casa io non posso farmi niente. Mia sorella però fa tutto quello che vuole. Nessuno dice niente. Michela, mo se no te do, tu scopa su, che ti fa male senza bisogno della musica, Ecco, allora vado dalla Maria. No, ma io poi chi mi bus, vestire sé, che la fai anche non bellico quando la ballo. Per esempio di Fabio l'antico. Natale, sta calmo, la sviluppo. Allora, Rosa, se la gana sviluppassi sé, mi fermava subito, Sì. Ti darei che adesso la va della Maria. E la che dicerà che lei è incompresa, che l'ha trattato male. Oh, cambiando il discorso, ma... Tuo figlio Sara dove sarà andato? Sta mia pensa malti della Sara, che la ha anche il corso alle spalle. Preoccupa il mio. Tutto, sai cosa fumi Rosa adesso? Dovrebbe sorella Vitalino e con la scusa di andare a cercare la gnara, non a solidarla. Da sé come le fa la mia sorella? Se la mai mia una volta a te, l'attacco a rompere. Sì. Allora nell'occasione, ricordo che la tua sorella ti sta brisini più tranquilla con quel povero marito, perché tocca gli a Peppino, le tre rincretini. La moglie e marito non mettere il dito. No, allora vado, a tua sorella che ho con le mie se il dite, bisogna mitiga la mano, e se la va avanti se bisognerà mitiga poi il pe. Adesso basta, sì, mia sorella ti ha neanche da nominare, allora, non è che ragazzi c'è un po' di aria, è un po'. Appena sta nomina sua sorella il capisco niente, ma proprio a me che non capitiamo una cognata di sé. Sempre nieco, sempre cattivo. Per queste robe. Ciao mamma, ciao. Ciao. Mamma, Dimmi. Maria, finalmente il momento è di te. Dai, che è successo? Niente brusco. No, niente, niente. È una bella notizia che la che gode da. Allora, ecco, se è un po' di tempo che mi trovo con un ignaro e proprio in che... il matì che il be, Oddio, e sì. che quasi... Oddio, signor, chissà tuo padre, l'ha salito da là alla Z. Ormai ma sai sta insieme e mi guarda anche con una certa invidia. Oddio, te sta insieme. Mamma, salvia conoscenza, se qualche malalengua la racconta tuo padre, fidanzamento ufficiale subito. No. Per il momento il papà mi dica niente, anche perché insomma Marco le ne sicuro del pas che vuol fare. Marco? Chi è? Il figlio di chi? È milanese. Suo papà però le ne da che le bande che. Pensa mamma, è parente del Nodè Scaroni. Sì, il Nodè Scaroni? Certo. Ma tu non siete la gente che hai soldi, c'è? Sì. Figlio caro. Allora, tenete il bue. Mi raccomando, fate il mio scappare. Cerco di convincerli.
Ma scusami, cosa inizia a fare che? Ma i vede spesso perché la nonna di Marco la sta da che le bande Ah. che... Mamma, pensa, Tagaresse Marco, ma fa mo il film l'anno passato, Eh. però è che era mio il coraggio di dire. Stan invece è marciata sotto a brassi se e il matì. Zitto, che era con la Maria. Parlo dopo. Ma dici che si te la fa queste povere figlio? Vieni da casa mia a piangere? Niente, lei che le trocca ognuna. Io non sono calagnone, capito? Pensa per te. Dai Michela, dai, falla brava da scuola. Era mia da finire i compiti, forse allora. Va a camera tua. Vabbè, ho già capito. Volete che vada via? Grandi discorsi da adulti. Aspetta Michela. Ah, da me invece cosa ti ho comprato? Allora, un CD della musica che piace a No, te. dai, dammelo. Però fammi arrabbiare papà e la mamma. Vado subito in camera a ascoltarlo. Maria! Maria! Ecco la camicia restrinata! E che ti smette gatta insieme e pervertirci! Dai, vai a casa, Sibi! Vieni! Vieni Sibi, Pasquale, vieni Sibi. Oh, è bello che sono signora, dici sono andata a casa Michela, spazio che la musica lei! Sarà? Ti direi che sono curioso, ma l'è qualche idea che ti ha messo mette un gran contento. Vale? Ma perché mi dice lei sì Maria? Perché ti conosce da quando ti sei nascita e poi ti vedi come se ti fosse mio figlio. Peccato che mio figlio è molto giovane per te. Chissà cosa daresti fa per far diventare la minore. Ah, mia per vantane, ma quanti ve la res la messetta come nuora? Adesso non è che aghi, Rosa, se no ti sente il mio Pasquale. Maria, ma la grazia è la liada? La sarà che da un momento all'altro. Ciao Rosa. E però che aghi per te. Che aghi per te. Cosa glielo dico? Spero che anche per te. L'hanno istargotto? Ma perché per me la da sentite, ma lei è moriata a mettere a quella mia situazione. Ma anche se la sa, ma le tanto buona la Maria che non la può dare che essere contenta, anche se però non di feghe l'ane. Ah, le buona di tenere sogna l'acqua che la lei. Sicura, ho scritto, cara la mia figlia, fammi a tirangirda che è su in lì, mi raccomando. Mamma, ciao Marco, di se che cominci a abituare, tagaresse di vedere che persona fine che le sua mamma e soffra del perché che le è un po' piccolo per me e poi le è anche un po' birichi. Vabbè dai. Ascolta a me, cara la messetta. Finché le robe amici gridi del te, mi raccomando, niente fidanzamento. E poi, a tuo papà e me che ha quinto niente per il momento. Perché se il gas deve venire a sair dagli altri, e te la sarei smettere fuori poi neanche il nas dalla porta di casa. Mamma. A proposito, adesso mi vorrà della Gina, che mi smetti di sempre, sto pintino, è sempre disseminata poi in Dalla fondo. Gina. Ah, lì è Sibi. Sì, ti aspetta che bene. E allora? Com'è questa storia? Bra, e invece di stare là a studiare, da sei mettita dalla porta scuriosa e ta che ascolta te? Dio, proprio tutto no. Però adesso voglio sapere fino in fondo, se no, te lo giuro, dico tutto al papà. Allora com'è? È bello? È biondo o bruno? Gli occhi? Di che colore li ha? Come si chiama? E la Michela vede da una regolata, ne? Cos'è un interrogatorio? Se ne bel fes. E si chiama Fedele. Di nome di fatto? No, e si chiama Marco. L'educato. Fine. Ma sei sicura che è bello? Tu dite sì. Comunque non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
E il papà invece non è nato. È andato dalla zia Vitalina, ma strano non sia ancora qui. Sara, pensiamo un giro delle us. Cosa? Meno male che il papà è morito a casa. Ma se hai domandato in dove ti sei stato, dico che ti siete insieme alla Grazia. Il papà, come al solito, sempre l'ultima nota del carro, sempre l'ultima con tutte le cose. Per forza. Appena il naso arguto, e il possibile raccontare la sua sorella Vitalina. Oh, ciao Sara, ma dove sei nato? Papà, stasera appena una fera che mi ha Ma in due sire. con la Grazia. Grazie, che ero lì, da quando la sei lasciato col Murus, è diventato troppo farfalluno. Infatti, mia sorella Vitalino, è mia la prima volta che la trovo ai giardini a base su col giro con l'alter. Papà, le robe che capita, sai? Ho tolti del culo. Come il dono che? Quanto sono gente all'antico e per fortuna che in quella casa che le robe che ne succede mio. E quando verrà il momento, prima vai a conoscere me e dopo forse deciderò, Papà, ma non sei troppo antiquato. Sei che la dico, ma te sei insistono. Allora, fine della banda della virbuglioso della virbuglioso. Oh, finalmente sono a casa te c'è insieme per la sera. Una volta ogni tanto. La che prepari arguto, La Gheri su, Mangio sempre de sule. me stasera mangi via cosa mangiare. Ecco. Ma la senti, tuo figlio? Caro la Messarado, è proprio che quando Gino è sposato da tanti anni, e sapete come fa per creare scompiglio. Ma quale scompiglio? Mia sorella l'aveva offerto un panino e te sai come fa la mia sorella? So per il mio dico di no. Ah, to fare io, guarda. Le metti la con come chine, perché sennò cominciamo a taccabego. Comunque è possibile che sappia di me sempre la zia Vitalina. Te la zia Vitalina ti ha neanche nominato. Non metta mo. Non metta il parente mio padre che più di me non è padrino. Che tua sorella? In testa dall'uomo solo. Ma tu non lo mai. Michela, da che ti do una mano e studiava? No, c'è che fu bene. Per farmelo passare all'Acqui a fare una partitina a carte. Papà. Ma proprio a me che non capitiamo una cognaressa. Bretta vipera vilinuso. L'ho sempre visto lei. Oh, anche adesso. Devi dare un panino al mio. Sto invadente ed è una prepotente. Proprio una roba del 15. Ciao Rosa, così che ti dici è prepotente, di chi parlare, te sente zoe muto. Era stretto Michela, sempre con quella musica lei che non si capisce neanche che canta. Peppino, stiamo a mettere in possibilità. No. E quello è strano, ma è stata a fare di snaia, l'hai piace. Sulla in che. Ma sì, non è mia la parola di più. Ma come mai sentito prova che non lo credi? Perché? Adesso per venire in casa dei miei fratelli gli orari? No, dici. E in casa dei miei fratelli, me vieni quando mi pare piace. Peppino, vuoi il caffè? Sì, grazie. Peppino, del caffè te ne siamo abiti giusto stamattina, perciò basta, da sì che ti fa male. Con un cioccolatino. Ferme, è per mia. E il fegato ingrossato la 30 minesile alta. Rosa, siete che magari un antibiotico che magari la Possibile che dalla tua bocca viene fuori appena che delle stupidate, dite male, non niente. Allora che adesso indociamo alla Michela. lasciala sta, sicuramente la da sentire che so che, perciò se la ga un bris di educazione, da per venire lei che a salutare. Ma ti pare di essere un po' esagerato? Scusa Rosa, mi sogni da che per fare due parole con mio fratello, ma se la metto un so che il tono che, ha da che non va a finire ta cabegare? Te sta attenta a come ti ha fatto parlare con me. Scusa Vitalina, calmate sinte su, che tuo fratello sarà qui da che mi è tanto. Ne ha sulla lacli, hai adesso il tuo ordine per fare una partita a carte. Vitalina, però è deolata per dare sempre che dalla Rosa di sna.
Mi si è appena calmata e lui che fa? Come il der vocal, ma fa in un stricun del stomaco, come se te fosse una macchina che la continua avanti e indietro senza mai fermarsi. Se che la trovo via al parcheggio. Peppino, con gli autoinviti bisogna che sono i decorde, ecco, e poi tal set. In casa di mio fratello puoi venire quando mi pare piace, infatti, e continua a dire, quando tu venire a cena o a Disney, per te Vitalina la porta è sempre aperta. Poi ricorda che ha detto il mio povero papà al Natale prima di morire. Che sì, fu una roba sola, sì. Mo che la destra, sì tu. Siete ancora qui. Oh. Ciao zio. Ciao, che bella Niudina cara, ciao tesoro, ciao. Ciao Niudina, bella. E vede che la magna salutare. Michela, però tu sia Vitalina la garisune, E vede Rosa che mego sempre risù. Vabbè, vi saluto, vado a finire di studiare. Ciao, Ciao, zio. ciao, bello, ciao, va a finire la tua storia, va. Rosa, che la fiola le drea crescer troppo maledicata. Isti dai sepo, la sella cicciara. Alle oltre mio fratello il ma fa fino pena il ma fa. ti preoccupa mio, che tuo fratello è buono di cai soffioi. Mio fratello sì, che però... Vitalina, ti dispiace se non a caso non avessi abitato su di svilisso l'ottomana soltanto strada? Se te sei troppo cicciarù, anche che strano. Vabbè dai, andiamo a casa, tanto non siete mica a dormire, tanto te sei buona pena di Tanto sei fare, sostrato. ecco, anzi no, e te che ti consenta ma sistema la biancheria che ti gestirà stamattina. Fatela come vuoi! La vuoi dir me come sa fa? Cammina, saluta, senza una parola di più ne. Cammina, dai, a casa. Mamma scusa, se sono venuta fuori ma l'ho fatta apposta. Ma che razza di zia Gome, sempre incassata. E poi, che vedi come la tratta il zio Peppino? Una mujer che lo fa il marito. Dire a me che la restai dessulla che la lei. Infatti, la sta scusando dopo i 40 anni, E poi, perché l'ha trovata zio Peppino che le buco mal fa. Oh, è andata via quella rompi della zia. Sì, è andata via. È diventata troppo esagerata. E il zio Otto è poi sempre stato in sé, sinceramente. Magari la Gares cambiasse la che svide i fiori, ma Dio per la sua bontà l'ha castigato. Ma della roba sono sicuro, che per avanti però diventa cattiva e velenoso. Si vedrebbe schifare. Figurati. E qui sto pigliando Vitalina dalla finestra. Ah. Madonna, che faccia che la ghira. E forse di tarbuta da sto. Maria, ma quante cose che vuoi sapere? Sentila. Però quando ti sei arrabbiata, tegnete a me a far consulare a cantante. Sì, è vero, però quando chiedi di quello che succede in casa mia, mi spiace, ma non ti dico niente. Da che messo mia una pettegola, Buona Michela, buona perché si nota sì che se tuo padre è in certi discorsi è il tacco turcula come sua sorella. A proposito, la storia l'hai studiata? Sì, l'ho ripassata con mia sorella. Ecco, allora vado là e studia la geografia, così dopo ti abbiamo ascoltato la tua musica. Maria, ma la mia amica Grazia era pronta. È già in strada per la tua Ecco. va acceso per le prove da canto. Mamma, me allora voi incisa per le prove di canto. Oh, mi raccomandi, che le prove le sapete brevi. Sì, brevi. Sono capite? Ciao. Rosa, scusa, ma in qualche dì che me è detto figlio gran contento. Mamma, siamo le mie minute, Sì, sono sicura. Magari Murus, non sei della Romilda, crede. Quando la malattia
Ardo Rosa, che sono stato un gran male. Se te si ricorda però, quando la mia Grazia l'ha gradita Alfredo, la prima sailta era stata proprio te. Oh, ciao Maria! Ma dove la turno la sala? Le è andato inciso per le pride canto con la Grazia. Che combina sulla sempre però al minuto primo che arriva. Oh, ma ste fioi, era bel diritto di qualche minuto di svago. Maria, dai, te dal culo, le siete, quando vi schiude, che stare a sua casa, o altre sono gente antica o altre. Paolo, dopo Natale mi dimenticherai. Prima che sta chieta sorella Vitalina col Peppino, e la Radica che era... Quando è che mia sorella è stata sberboto, che ti dice subito, e mi fa incicciare dopo di me, che capì? Sì. Adesso. Natale, certo che tua sorella è una bontà infinita, sempre affabile con te. Ah, e il Peppino è stato un gran fortunato, hai sposato una fonda compagna. Ecco, adesso bisogna che quello della sorella vede che roba la credo da dire, sicuramente la tutta l'importante. Lei, la sennai. Sì, oh, Malton, che fissa su questo menato che so poi il papà. Te e tua sorella una roba sola. Uffa! Te e tua sorella una roba sola. Che ste fate? Ma Maria, dalla mia finestra ho visto che passava il tuo genero. Cosa mi dici? Ah, allora anche te sei curioso, eh? Adò, fammi pensavo, ero tanto bravo e bu. Purtroppo il destino gaudì che sa mi chiese da me che la brutta calunnia che è antipatica della figlia dei Marelli. E dove si sarà innamorato? Certo che è stata una gran brutta botta per la mia Grazia. Ogni tappo orino la vediamo nella sua camera che la piange disperato. Che là, dai, va di là a studiare, continua a studiare che le meglio. Maria! Maria! Che se ne va un cacciarà! Insomma, che è mia casa tua! Se è Bruntulù, magari io bisogna da me, venga cibi. Ciao Rosa. Ciao. Spero che abbia piacere. No. Che abbia piacere. Ciao. Ma perché che trattadissimo a mia sorella? Le ha tutto mortificato. Dai, me, se te dai nome. Allora che mia tua sorella va di niente. Lei piuttosto, che la continua a ciccerà, e che il povero Peppino là che il peldigno anche più. Ah! E tu, se tu avevi proprio sentito tutto, la gadicchia, la Michela, la gran maledicata. E che te adesso insiste per fare lo stesso a me, perché sennò la gente in giro la ciccia. Vabbè, adesso cambiamo discorso, dai. Ah certo, quanto fa comodo. Oh, finalmente sei Roma. Purtroppo con finì prima le prove di canto, però l'organista e sa sentirmi bene è andata a casa. Dire Don Marco? Certo che il Ghera. Figure se pidi a mancare. Porca miseria, ma ricordai siamo più il primo del vero a caso, un controllo la Tereso e dato che l'hanno preso, così che ne è sistemato l'Andi. Va bene, va. Arrivi dentro l'Andi, sei un dopo, le 10 minuti. Sì, ciao papà, ciao. Allora, sei convinto? Fidanzamento? Mamma, teta puoi mi immaginare quanto le belle, fine, educate. E suo fratello più piccolo, lei è un gran belle. Peccato che per me le troppo sue. Se no un pensierino che la resta fatta. Posa l'osso! Guarda che è già impegnato. Appena mi conoscerà, di sicuro si innamora di me. Ma hai sentito? Quando meno te se l'aspetti, anche lì l'attacca coi gripper e il cu. Sì, mamma, voglio vedere quando toccherà a me se farai come stai facendo con mia sorella. Sì.
Michela, parlano quando sarà il momento, piuttosto adesso non decidere quando e come dirglielo al papà, prima che venga a saire dagli altri. Ma quando il tuo Marco vigneresse a far conoscere? Al massimo fra qualche dì. E i suoi genitori? Il suo fratello? Piano, mi figerà il co. Figlio caro, mi raccomandi, mi raccomandi, fammi un gran piacere. Intacca il papà che sa niente. Dica alla Grazia che la mi fa questo piacere. Che la dice alla sua mamma che quel che la sentì della Romilda le mio ero, ok? Perché da sé che le robe riportate a oltre le va mal interpretate. E poi, stiamo in grande attenti, mettiamo che ho cervello, pensiamo che dovrebbe, anzi, come sei? Non mi fa un giro, così studiamo il modo per cantare al tuo papà. Dai, non mi fa un giro, così. Dove i giardini? Ma dove dove Possibile che io debba sempre solo studiare. Ivna Cora. Gli amici ormai si sposano alla mia età e io mi incazzo se non indovino l'eredità. Forse dovrei partire, andarmene via di qua e cambiare la mia vita. Michela, sposami la radio! Papà, ho appena finito di studiare, stavo ascoltando un po' di musica. Questo è il mio musico, è un bordel questo. Tua mamma e tua sorella non due nate. Sono andate a fare un giro ai giardini. Come mai sì che sono appena visto? Ma caro il mio fratello, è un po' tempo per succedere tante di quelle robe che te sapete neanche immaginare. Ciao bella niudina caro, Ciao, zio. ciao caro, ciao tesoro, ciao. Vuoi sentire un po' di musica? Sì, non- Che bello zio, sente il sole subite molto me. Sente il sole. Te va a camera tua a ascoltare la tua musica. Dai, Che porta non solo la tua te musica. con robe più importanti da parlare. E te, caro il mio fratello, vede fa le stesse rende in modo più decente che la sella cicciara. La Vitalina la caccia fa niente sua sorella. Ad lascia sta che se l'ha agacciato no da sua sorella e in quel momento che la ga neanche l'importanza, un'altra roba invece la gran importanza che era se Insomma, se pensa io cosa è successo? Madonna Natale, che mi abbiamo sentito al fidanzato. pensa agli affari tuoi, cosa tu di prima Daniel che muto, da che te parla appena quando ti dice me che capì. Vitalina, rabbia mia cara. Vitalino, vedi dato una calmata che pone tuo marito, Natale, permette mai più di parlarmi se a me ne, e meno mal che mi ha chiesto muover, se no se che goder che la fares a vedere come t'ammatrate, eh? A proposito, in doela. Andiamo ai giardini con la Sara a fare due passi. E t'ha preparata il gutta di mangiare, t'ha mettito a posto tutte le robe. Tu che sapevi? Come? E se mia che è una mujer, prima di te la gade pensa al marito, ai figli e dopo al resto della casa. Dice sempre, me sempre. Cosa vuol dire? Muto! Sa che te parla appena quando t'ha dice, se no te mando turno da tua madre. No, Vitalino, no, mia mamma, no, te preghi, le peste lì. Vitalino, che mia di che è il marito del primo da te. Ma se sta mio marito che lei è un non particolare. Va bene, come sei via particolare. Se ta continua e ta cicciarà, bambera, stasera si salta. Vitalina, ma senti che te dici, se le 3 anni che te la fai saltare. Del bu! Si stupi tutti il dun, Adà, si rignida che per fare due parole con te, perché go pensà che nado mames de, quel che go de contat, le troppo tarde, perciò domani. A mesdè a casa me t'aspetti e là t'acconterò te e adesso è lei a sedere che torna a casa di corsa che t'ha dopo il domen cammina. No Peppino,
senza pietà. Quello fondo lì, le tre a esaurire. Permesso, Oh, ma io? Quanto tempo te hai dire mio? cercai di morire. Ma la che mia, strano, ma le testa stavolta la farò. Veramente, voi stesse, tua sorella Vitalina, Eh, con una faccia pes dall'ultima volta. ma E tra me e me pensai, tai darei, la gatta capega con la rosa. Ma tutte le volte che mia sorella la fino da casa mia, era sempre col viso incassato, ma te, dalla finestra, controlla il timore della gente? Per Dio, tutto che ero sempre da fare. Ah, Ecco ogni tanto vuoi la finestra e allora mi capita da vedere. Papà, ma la zia Vitalina diventa sempre più tremenda. Tratta lo zio Peppino come se fosse un peoto. che pure l'ha fatto! Tale, dai, se fammi insieme con i fiori. Cara la mescetta, dai, vedela con me. Se parliamo un po' e... Ciao Natale, spero che abbia piaciuto. Forse la gara sulla Maria, può far male a ciapparmelo come un filo. Oh, non è mai per morire, lei gli è moriata. Un po', sono anche curioso di sapere cosa la che da dire mia sorella. Sicuramente era roba importante e lei incassato negro per tanto del suo solito. So io perché? Ah, ma finalmente da siete così che tua sorella è sempre più incassata, eh? È mia dalla colpa a me come tu soli. Dai, Rosa. Alter che fa scompati. Rosa, dimmi se quando si parla di mia sorella mi resta male. Vengo sempre in me, te l'ho promesso che devo fare un po' al papà prima che mi riesci. Che si fu una roba assurda. Vedi che ti sei ricordata anche te, eh? Ma, te, si nei miei giardini con la mamma? Sì, dopo Isla Grazia mi sono fermata un momento. E mamma, Cos'è? è che la resta parlato. Mi dispiace se parlo domani, perché esco da fuori, ma devo andare a fare un altro intervento. Domani, dopo di snà, prima vado dalla zia Vitalino, dato che è una roba importante da dire, e dopo forse, parlo. No, papà, prima che tagli dalla zia Vitalina, gode parlare a me prima. Sto bello di domani, oh, ma ti sei duro, ciao Rosa, sei un dopo, Sono a posto. Se il papà va a parlare con la zia Vitalina, dopo la che la maesco Marco. Sì, sai. E adesso cosa fome? Adesso che fome. Ma santo, sa così, no? Sta calma che adesso la penso sulla me. La faccenda si complica meno da vita. Adesso, vedete che deciso di cantare tutto a tuo padre? No? Ma la Vitalina, ma la Vitalina sei mia. Si è toccato. Oh, caccia miseria, ma guarda come fi perdere, come fi perdere. Ecco, guarda. Infatti smetti che le guardi su con la aperta, si chiamava il video con la. Papà, devo parlare un momento. Sto bello di domani, dopo di sna. Prima della zia e dopo parlo. Rosa, mi sa che fu un po' più tardi, sei un dopo. Sì, come al solito. Tanto. Ma dimmi un po', come te l'ho visto zia Vitalina? Cogliucci, la maestra Cogliucci. Adesso chissà cosa si mi tirano del cuore. Anche nella diga che ti sei te che ti hai cantato da tuo padre, lei da sicuro la disarà che lei e sua fratella che ti cantano tutto, perché l'Urdu gli è sempre Una roba sola! Ah, ecco, bravo, vedo che me ne sa lei. Spero che quando la zia Vitalina parla col papà, la gammetta mia del soe e la fase mia la vipera come al suo soli. No, la mia bisogna di fare la vipera là, che la lei è nascita vipera ed è veleno la ganata ender. Ma scusate, ma perché non dite alla Rosa di raccontarglielo al papà? Alla Maria? Lei sa come si fanno certe cose e forse le cose andrebbero subito a posto. Ma Michela ti raccomando, Ado, va da là che le mail, va a studiare. Non interessa. Adesso chissà la zia, mamma, Nel mio, mio fratello,
so è muto. No, le date la Berta ha fatto una riparazione. Perché la chiesa il biglietto che per DS. E il più dia fa senza ma se fa il pagare almeno? Come fa la far pagare la Berta, dai? Contro tanti debiti di riconoscenza con la Berta. Ah, perché tuo marito no? Ma lasciamo perdere là, ormai che è passata c'è, e meno mal che in certe robe che sono me a dirigermi fratello. Ecco, averlo è diventata anche dirigente. E passito, e ringrazia il Signore che ti sa trovare con una chignada, la son stala, e te Rosa, tagarete ringraziamo finché ti scampe, perché se che sire mia me a diga, fa pagare, astura che saresse famo in affitto. Cara la mia Rosa, te sei mai stata buona di digere che le robe che ha tuo marito? Zio Peppino, posso un frittargota? Sì. Un caffè, un biscotto? Né caffè né biscotti, che sto che pensa appena a mangiare e bere. Dai, senti su Vitalina, dai. E te dopo misura che so che, ma diseta adesso senta giù, adesso mi oia. Sì. Zia, fammi un piacere, calmati adesso però, Una calmata di me che ti sarà da che te, ne? Che se te fosse me fiola. Senti Vitalina, ascolta Vitalina, in ta Sara nella mia fiero e mia nato. E poi, in quel periodo che ho tanti di quei pensieri, che gogna la oia e niente. Desta qui a sentire il tuo stupidario. Allora, se tu hai sentito zo, bene, se non larghi la porta e aridis. Vero? Maria Vergine Santissima, pos mia crediga. Credo. Le tre abitano fuori di casa di mio fratello. Se fosse che guai, chissà cosa algaresse fatto. E te ne sbatti il ferro lì, ecco, e poi finisce che fa ridere i vicini a casa. Empientala, mo che la trombare dite passito. Questa che è la casa di mio fratello, è il mio sangue, e il garesse mai vita il coraggio di farlo. Finiscelo! Passito, se no! Cosa succede? Che forse la vita sta male. No, la mia figlia Peppino è una Ah, Sara, la Grazia la Madisse sta bene della momento. lo sibi. Ciao, Ciao, signore, ciao. Ciao. No, che brutta faccia per la Grazia con Vitalina. Signor Peppino, non fate arrabbiare. No. E pensate che ha una mujer d'oro che garantisse me. E mi scusi, se mi permette. Ma lui dovrebbe trattare un guanti bianchi. Magari sta venendo a comprare anche là, i piai, ma via a comprare. Garesse via che vuole la sola lingua. Adesso si vendica che per fare parole con mio fratello. Adesso è il spettone dopo un domo a casa, che dopo che hai dove i guanti. Vitalina mettete debout. Maria, fammi un piacere, prendere il leader della che so che siete che le sempre nel caso. Come? Proprio se adesso per lei che Natale, di sorella che Camilla ha un corpo grande lì. Vitalino, si vedrà da te perché sono troppo curioso da sapere cosa te li è dingari e via aspettare fin domani mattino. Invece mi ho aspettato apposta, ma adesso andrei a casa e ti ricordi di mia piedin che casa tole come se la fosse la me. Mi dispiace, caro mio fratello, ma anche la casa che ti sei mia bude far rispettare. Se fa pagare la Berta. Ma no, lì non è una stupidata. Che purtroppo ti è sempre il sarac e te ricordi che questo che è tuo marito. Metti i suoi. E che sei tu un semiota, dai, forse cammina che andiamo a casa. Sì. E messo Stefano Ecco Vitalino che ti accompagna a me, io sono punto alla strada, dai. Se non la sapere. Sì, ma sa perde. Rosa, mi capisci io me la fa per dire 20 anni che sto nella casa, però me ne perde via. Ciao Rosa, scrive, ciao caro, ciao. Come farò per dire, sto via. E l'altro che la fornolera mi mando al manicomio. Natale, se fa
pagare. Rosa, questo che è tuo marito, E te pensa mia che queste robe qui che ti assettano su perché le robe qui. Vabbè. Pensa solo a studiare e basta. Io non capisco, anche quando avrò 50 anni in questa casa, sarò sempre una bambina. Mamma le fada, lei fada. Marco è per venire subito con un sì. Anche tuo fratello? Sì. Oh signora, dai, senti. Ti va in camera tua e metti a posto la tua camera. Io anche adesso spero che il papà venga a casa alla svelta, perché tanto non puoi più fare niente. No. E sei troppo coinvolto in questa storia che anche Esatto. Sono bello che? Perché conosce la storia, la geografia, l'italiano e il milanese. Papà, me go cercate di te, Passito, me che ne sei subito. Sul capofamiglia che ne sei subito, anzi, subitissimo. E invece vai a salire da quella santa fonda dove sorella Vitalina vai a salire. No, tua sorella la parla perché la lingua. Mia sorella la parla perché la lingua. Mia sorella la sempre giù, mia sorella. Mio zio Peppino ha sempre ragione, ma lo tratta come se fosse un signor. Senti, fino alla manda la stronta tu scopa su che tu vieni prima da voi, Papà, Marco, è il mail. E me non bel niente. Prima, so ben che vuoi. Oddio, ecco, vuoi con un fil. E dopo forse decido lui. Dai, adesso calme però, dai, sta calmi. Che sarà che tra l'altro sarà che tra miei tanti miei amici. Ma insomma, se poi sai chi che è. Dai, Suo papà lei è Gressa. E invece sua mamma lei è di Milano come Marco e suo fratello Filippo. Ah, pensa papà, gli parenti non di Scaroni. Ma che la sai il dialetto, perché me con l'italiano da secca. ma il caffè, no. Ah, vedi che ti sei già super informato. Dai papà, dai fuori che magari al momento sarà che... Prima di preparare il caffè, non vuoi conoscere. Perché che sai che 90 sono sempre l'antico e dopo forse mi cai po'. Ecco, e no deve. Papà, dai, io la giacca. Se caffè la giacca ma lo appoggio dopo. Dai, piacere. Adesso. Ciao Sara. Oh, Ecco Marco, ti presento mia mamma. buonasera. Buonasera. Papà. Buonasera. Marco, ben ci venga a Brandilla. Buonasera. Ah, devo dire anche sopra per tu, Sì, ma c'è stato un piccolo contrattempo. Ha dovuto accompagnare la nonna dal dottor. Ci sediamo? Prego. Mi siedo qui sulla cadrega. Scagna. Ecco, Marco, mio papà ti vuole dire... ti vuole dire alcune cose. Dunque, Papà? ecco, Walter sono gente all'antico e da teniamo rispetto all'onore e l'affetto della famiglia. Ma certo, io lo so che voi siete una famiglia per bene. Infatti, quando la Sara verrà a stare con me... Quando? Cosa dici di me? Ma dov'è Filippo? Stavo dicendo al papi che c'è stato un contrattempo e non ha potuto venire. Ha portato la nonna dal dottor. Quindi... Ma lo conoscerai presto, non preoccupare. Allora Marco, che te sughette come fiore? Intenzioni serissime. Perché? Sei te che cade sposato. Esatto. Ma no, sono io che ho intenzioni serissime con la Sara. Ascolta Marco, anzi no, adesso voi resta su, perciò fino a cortesia della feroteccia. Andiamo. Vabbè. Marco, te che? Vabbè dai, allora intanto che il papà parla con Marco e non dalla mangiare tanto che niente. Via. Volevi salutare. Via.
Oh, finalmente sensono tutti sti buoni che rompe. Ben vergotto? No, grazie. Lauret, cosa fai? Sono diplomato geometra e sono a sgobo nell'aziendina del Daddy. Non dite subito, se no lavoro e fa un finestra prima che comincia. Quando Giù va a fare parte di quella famiglia che dopo che mia mamma che tiene, se sono capiti? Sì, ma io voglio sempre stare con la Sara. Per fresca e fresco vuoi conoscere anche i tuoi genitori. Ma certo, papi, questo è giusto. Entro un anno massimo le meglio che si sposiva, dato più che te lavora e a me le robe lunghe le fastide, le mi mai piacite e le mi fai anche al latte e calcagni. Presto ci sposeremo, papi, non preoccuparti, così non ti verrà il latte e i calcagni. Finanziamento ufficiale quando è che fume? Questo lo decideremo io e la Sara. Te, Sara e me. Ecco. E me decide entro o non oltre 2. Vabbè, abbiamo esaurito la discussione o ce n'è ancora? Aspetta. Dopo il matrimonio devo riflessione stare a casa. Ma sicuramente a Milano. Qui non abbiamo né casa né lavoro. E poi, papi, Milano è un gran Milano. Allora, tac. Questo l'aereo. Se ti dia un po' del sol, forse adesso in un altro caso. Mi filo la pedia sta che me, viene ad ascoltare mia sorella Vitalino, lei, la che sempre risu. L'importante comunque non è dove uno va o dove uno non va. L'importante è volersi bene e stare bene insieme. Oggi o domani sicuramente sarà un lunedì che non che a metà. Questo lo decideremo sicuramente io e la Sara. Magari anche me. Vabbè, papi, vabbè dai, Natale è un bel nome. Magari, come se per me crea malumori con i tuoi genitori. Calcoli ben tempo, fino a essere il pittile sotto Natale. Mi sega la schisa bull, Natale. Certo, meglio di così. Ecco, eccoci. E allora papà cosa gli decidi? Entrate, vedo onde mola la preso. Dove siamo? In Sicilia, io. Che oltre la calura la giga breskers, le macche. Te dicelo dopo che sono dici. Me e Marco, le un check che mi piace, intelligente e per le robe io capisco al volo. Allora, decidiamo da farsi? Giusto, decido. È che la roba la gente ufficiale. Oh. Così, quando la gente la vedrà in giro per il paese da sui, era proprio niente di... Come da cui? Solo se accompagnati, oh! Papà, sta mia esagerate, Allora, stabilom giorno e orario. Vabbè, dai, in fretta, va bene domani alle 6? Vabbè, domani. Va bene? Allora domani alle 6 con i miei, così facciamo l'ape, va bene? Adesso però devo andare. Papà, non essere così serio, dai. Ti accompagno. Sì, dai che c'ho il caianino per. Marco, scusa un attimo, prima via. È una parolina in dialetto la seguia? Da me fa venire il co come un balù. No, scherzavo, Daddy. Scherzavo. Ciao. Comunque con ste papi e mami, comunque dai spronche anche per te, adesso comunque, come se me rincritinito, ma se non è. Non c'è fare un po' di aria, perché te che c'ha l'aria un po' pedante. Il papà è in gran soddisfatto. Non è vero che riesci i miei futuri suoceri. Stai da re che sei, stai da re. Unita un'altra volta per rendere conto delle ultime novità. Me, comunque, i tuoi futuri suoceri i conosce già.
Che sente zo e muto. No, ma volevi dire che a me invece conosce mia? Sì, Sente zo. Ma sente zo, usa mia, usa mia. Come fica conosci? Di se, per caso, che sentan zo. Di se, per caso, goilla l'occasione, poi se che così a Vitalina che scappa niente. Goilla l'occasione di fare la conoscenza della mujer del dottor Brambilla Bencivenga. Mamma mia che alterigia! Oh mamma mia! Zia, capite mia giudicare una persona la prima volta che te la vede, po'. Guarda che così è Vitalina non sbaglia mai. Prima o poi te si rincorrerà. Vitalina, perché dice di sia ognuno? Ti siete la scoraggia, poverino. Guarda che le sta da lei la prima di parlare. Ardi fonne, sti mia fame arrabbiasse, no? Ecco. Rosa, è una discoteca, dica che la scetta della devo calare con quella musica infernale. Dai, non Rosa, me lo faresti mio un... No, adesso il proprio sente. Un caffè. Certo. Sapete mia di caffè, te lo bene di che ti fa male, quante volte voi ne dite? E sapete mia di! Vitalina, ma un caffè, ma anche Lui è biscotto. Lascia stare i biscotti che gasgion con la pancia, ed è mia! Cucini che me qualche so che ho smaito niente, mai e poi mai. Che fino mocra, perché tu quel che ti sedrei a fan passare, ma sa desmentigherò mai. Possibile che te venga le oie appena quando vengono che dalla rosa, Guarda che adesso, appena andiamo a casa, conti te un mese i piatti che tocca a te là. Ma zia, ma a me qua sembra che i piatti tocchino sempre lo zio. Mamma, che fortuna avere un marito così. Se invece te siete un gran maledicata, che la lingua è un gran lunga, bra Rosa, falla cicciarà sempre il sendare, certo. Basta, si Stefano, è dove? Lascia che è dove? Va bene, Muto, sì, muto. a casa. Poi passa un tempo e poi la peggiuro, ma... Dai da re, che tua René, la farà bere prima del tè. Ah, a proposito, che senti cosa l'ha dita la tua futura suocera? Che la salatina un gran tanto. Mamma, lei è una fonna di classe e te ci gommi i nostri modi di comportarsi. Rosa, ho visto Chignara dalla finestra con una faccia come la galbea a suo marito. Cammina, la diceva. Appena riuma a casa, ciao che i piatti da folare. Con o senza detersivo? Che là? Vabbè, ho già capito, va di là. Ma quando è confetta? Io. Per il momento non sui fidanzamento, perciò riparlerò. Ma che bisogna del voto? Ah sì, un di che vuoi incontrare la signora Giovanna, la signora Pina con suo marito e Nino Padelo. Il marito e fatti auguri. Grazie. La mia amica Grazia non la vede mai. Maria, che sei sempre lì a Ciccianà, usciti che nelle mie tanto. Bene, Bruntulù! Dal Bruntulù! Sentiranno dove è turno? Sudrana della Grazia. Dai, care, preparome che domani ospiti, sì. Ah, chiuro, vieni domani. Cosa svegliare anche me? Veramente Maria, siamo appena una altra di famiglia. Ma magari Maria ti venire più tardi, dai, con il... Fratello, dite preparare, dai. Ma cosa vuoi preparare? Insomma, dei suoceri di tua fiera e ti sta preparare mia. Fa la barba, mette sta cravatta. Oh, calmo. Oh, ma allora che vedo male? La mia adorno con la barba fa della cravatta al conte?
un po' di dolce faccia in casa. Maria, tranquilla, che pensiamo anche un'altra che Ah, vabbè, allora un'altra cosa portiamo. Che pensi me? Ah, un'altra roba. Mia adesso, della Franco, cosa dice? Poveretto, l'unica che sa niente, ma sì. Maria! Maria! Vieni Pasquale, vieni subito! Finalmente un po' di pace. Papà, Che finì la pace. ma posso mettermi la minigonna? Va di moda? E se non vuoi te la mettermi la minigonna? Dammelo qui. No? Ma non vuoi te la mettermi la minigonna? Chi te la mette la minigonna? Ma volevo far bella figura con Filippo quando lo vedevo! Mesto Filippo. Allora, me stai a che? Puoi dirci sopportare. Basta te le demoni come un sì. Appunto. Ma va anche te. Adesso, dom, che domani sicuramente è una giornata pesante. Oh, pace.